È la Lardini Filottrano ad aggiudicarsi il match del Palagiorgia per 3-7-1 contro una Banca Valsabbina Millennium Brescia che dopo aver vinto il primo parziale poi non è più riuscita ad esprimere il proprio gioco. Formazioni confermate da una parte e dall'altra con Mazzola che schiera Caracuta in diagonale con Camilla Mingardi, John Sperry e Segura in posto 4, Veltman e Spiccia al centro con Francesca Parlangeli come libero. Coach Schiavo risponde con Papa Fotiu in diagonale con Nicoletti, Grant e Mancini, poi sostituita da Moretto al centro, Angelina e Capitan Partenio in 4 con Visconti nel ruolo di libero. Parte subito forte Filottrano e sotto i colpi di Angelina si porta avanti 7-4. Speech fa 9 pari e le due squadre vanno a braccetto sino alla fine del parziale deciso da due invenzioni di Camilla Mingardi, 25-23 per le bresciane. La partita poi svolta a favore delle marchigiane che in tutti i parziali partono forte, rendendo incolmabile il gap ad una Banca Valsabbina Millennium Brescia che non è stata in grado di recuperare prima nel secondo set, chiuso da Angelina 25-21, nel terzo con un netto 25-16 con muro di Grant e nel quarto set 25-22 nonostante un bel recupero delle bresciane che avevano diversi punti di svantaggio. MVP del match Giulia Angelina con 23 palloni messi a terra, 16 per Nicoletti e 9 per Gaia Moretto. Per Brescia 24 punti della solita Camilla Mingardi, 14 per Segura e 10 per John Sperry. Nel prossimo weekend trasferta insidiosa per Brescia sul campo di Monza, mentre la Lardini Filottrano riceve la Golden Tuli Caserta per quello che si preannuncia essere un altro importante scontro salvezza.